La 27esima giornata di prima categoria Girone C mette di fronte due squadre dagli stimoli, almeno sulla carta, ben diversi, Figempa e Moconesi. I biancoverdi padroni di casa stazionano a metà classifica e con sole 4 gare rimaste da giocare possono ritenersi quasi salvi e contemporaneamente troppo lontani dalla zona playoff. Playoff che invece il Moconesi, in completo bianco-rosso, non vorrebbe nemmeno giocare perché la squadra biancorossa è prima in classifica insieme al San Cipriano e mira all'unico posto che vale la promozione diretta. Inizio deciso della Figempa. La prima fiammata arriva all'11° minuto da un destro micidiale di Repeto dai 25 metri che trova la super risposta in calcio d'angolo da parte di Giarratana. Ci prova anche il capitano Savona su calcio di punizione, ma la palla sorvola la traversa. Nella mezz'ora successiva la manovra del Moconesi è confusa e inconcludente. La stessa Figempa non riesce a produrre più di questo calcio da fermo di Repetto, telefonato per Giarratana al 40° minuto. Solo al 45° arriva la prima vera occasione per i biancorossi. Trebini riceve una respinta della difesa locale dopo un corner, si accentra lasciando sul posto il suo marcatore, raso terra leggermente deviato e grande respinta di Guerrini. Nel prosieguo dell'azione il Moconesi reclama il rigore per un presunto fallo di mano di un difensore in area, ma l'arbitro Napoli lascia correre e fischia la fine del primo tempo sullo 0-0. Il Moconesi dovrà fare senz'altro qualcosa in più se vuole vincere e mantenersi in testa al girone. La prima occasione della ripresa a cura di Enrico Figus arriva al 55° quando Savona vede il portiere fuori dai pali e batte verso la porta una punizione dai 40 metri, ma la palla termina di poco alta. Dall'altro lato una buona occasione capita a centro area sui piedi del vice capocannoniere Casella, ma il suo destro secco viene respinto con un pittoresco ma efficace bagger da Guerrini. Ancora la Figempa in avanti con un tiro da fuori scoccato da Repetto poco prima di essere sostituito da Truscello. La palla per poco non c'entra all'incrocio dei pali. Aventi dal termine brivido per la difesa di mister Novella, la respinta sbilenca di Ferrari sugli sviluppi di un corner rischia di provocare l'autogol, ma la palla per sua fortuna termina appena a lato. Nel finale nessuna delle due squadre riesce a creare ulteriori occasioni e il match termina a reti bianche. Contro una buona Figempa, oggi assolutamente non inferiore, il Moconesi perde 2 punti preziosi in chiave promozione diretta.